insieme? E poi ringrazio Maria Grazia Cucinotta per essere stata comunque la madrina di questa serata. Arisa l'ho chiamata, Arisa adesso arriva. Poi permettetemi un ringraziamento. Volevo strapparvi l'ultimo applauso per l'eleganza e la bellezza di Maria Mazza e per la simpatia di Antonio Giuliano. Grazie a voi. Grazie a voi per avermi invitato. Come si dice a Napoli, t'ha trattato, Antonio. Sì. T'ha trattato proprio. L'eleganza e la bellezza e la simpatia. Va bene. Abbiamo pure delle targhe da consegnare. Eccole. Una targa per Claudio Insegno, per la regia, per Maria Mazza e per Antonio Giuliano. Grazie. Poi abbiamo un ultimo momento. La nostra associazione quest'anno festeggia insieme alle famiglie di Raggio di Sole un avvenimento importantissimo perché c'è stata la prima bambina adottata del nostro gruppo che io invito qui sul palco. Valentina, vieni Valentina, vieni. E abbiamo un omaggio floreale per Valentina che sarà adottata nei prossimi giorni in Bielorussia. L'omaggio floreale, grazie, lo vado a prendere io. Ecco i fiori, ma io direi che l'applauso più forte lo dobbiamo a Pina Valerio che da anni si batte per questi bambini e ci riesce benissimo. Grazie a tutti. Sapete che io non amo stare su questo palco, a me fa più piacere stare dietro. Però oggi ho voluto con voi festeggiare questa mia vittoria, che è la vittoria su tutto, il mio primo traguardo che spero che non sia l'ultimo, veramente con voi. Credeteci come ci ha creduto la famiglia Langella. Io la ringrazio e gli sono sempre grata. Omaggio per la nostra presentatrice. Grazie mille. Io sono veramente emozionata di partecipare ogni anno a questo evento straordinario. Ringrazio tutta l'organizzazione, ringrazio il pubblico qui presente, ringrazio tutti quanti i nostri artisti, ringrazio Claudio e ringrazio il mio compagno di viaggio favoloso Antonio Giuliani. Grazie a voi per avermi chiamato e invitato, è stato un piacere.